Ma credo che abbiamo avuto possesso del territorio in abbondanza per segnare dei punti, ma non ci siamo riusciti. L'obiettivo era andare per linee dirette per stressare i set dei loro avanti. Nel primo tempo penso che ci siamo riusciti un paio di volte e si sono create le opportunità che non abbiamo esplorato. Poi secondo me abbiamo avuto un po' di fretta nel spostare il pallone subito al largo con dei passaggi molto lunghi che non facevano altro che permettere alla loro difesa di scalare. E poi ovviamente ci sono stati tanti palloni persi a contatto negli ultimi 20 metri e questo fa la differenza, per cui la partita è molto semplice da leggere, come hai detto te, sono 2-15 simili che hanno giocato settimana scorsa e questa, ma due prestazioni molto diverse, anzi oggi probabilmente non abbiamo meritato di portare a casa questa partita, se siamo onesti con noi stessi, ma è meglio vincere che perdere. Penso che per come si era messa poi nel secondo tempo ottenere i 4 punti era il massimo che potessimo ottenere, e per cui va dato credito ai ragazzi di averci creduto fino all'ultima l'arca a 10 secondi dalla fine e riuscire a portare a casa l'ultimo calcio per mettere il naso davanti e ripartiamo da qui. Sicuramente in settimana i ragazzi saranno molto onesti a riconoscere quello che possono fare meglio. Come hai vista l'ultima decisione arbitrale? Che Brunello ha detto di non aver mai visto tutta la sua decisione. Se non voglio, probabilmente, non so, evidentemente se dice così lui era più vicino di me, io ero su nel box, non so se lui era a bordo a fianco dell'arbitro per guardare l'azione, la loro netta era iniziata da un triplo movimento, sono cose insomma che lasciano un po' il tempo che trovano. Capisco e ho affetto per Massimo, perché perdere una partita così fa male, per cui penso che questo insomma sia frutto della delusione che ha e è giusto che lui si senta così, per cui insomma lo capisco, ecco, da allenatore lo capisco. Col segno di poi naturalmente, Smith poteva calciare qualche punizione anche qui, no? Sì, lei si è preso la responsabilità di calciare e non ci è riuscito bene. Questo è un dato di fatto, Reina si è preso la responsabilità dell'ultima, è stata abbastanza per portare a casa la partita. E ripeto, non c'è molto da commentare su questo. Per commentare il discorso della lotta lì e i due pacchetti, avete trovato comunque una miscola di nata delle serve, diciamo, solida. Come è stata quella lotta lì? Sia l'ordinata sia il push, un po' l'andamento della partita? Sì, prima della partita abbiamo tutti detto, voi e il sottoscritto, che sarebbe stata una partita difficile, per cui va dato credito alle Zebre di aver fatto la loro partita. Se rileggete la mia intervista di questa mattina, dicevo che sarebbe stato un derby diverso dagli altri, potevamo fare molto meglio, molto di più, sì, ma il campo ha dato la sua risposta. Settimana prossima ci saranno altri 80 minuti e penso che avremo qualcosa per cui giocare settimana prossima. Non sarà assolutamente facile perché loro in casa loro sono ancora più agguerriti, ma penso che ci sia qualcosa per cui giocare settimana prossima, e questo è un bene perché la motivazione è lì, ce la siamo creata da soli e ce la dobbiamo andare a prendere. Tutti quei turnover, non so quanti saranno stati alla fine, forse 2% addirittura, è lì che c'è un po' da lavorare. Non da adesso. Sì, ovviamente è come perdi la palla che è importante, perché se la perdi a contatto devi essere più forte a contatto, se la perdi a terra probabilmente devi essere più veloce con i sostegni e lavorare di più con il tuo laterale. Sono sfumature, non tanto sfumature, ma che se hanno funzionato la settimana scorsa, evidentemente quest'oggi eravamo un po' arrugginiti. La sfida di questo gruppo, di questi giocatori, è mantenere gli standard alti settimana dopo settimana, e la partita di oggi è la prova di questo, per cui non sto dicendo una cosa che non avete visto, che loro non hanno sentito in campo. La sfida di questa squadra è più mentale che tecnica o fisica, perché quando con la testa ti proietti verso un qualcosa che vuoi ottenere, trovi un modo. Ripeto, stanno imparando, perché battere Balta settimana prima in Champions e giocare in casa con le Zebre, è chiaro che sono due partite completamente diverse.
giochi da sfavorito, qui giochi da favorito, hai tutto da perdere, hai tanto possesso, non riesci a marcare magari nel primo tempo, ti vengono mille dubbi e la squadra deve passare anche attraverso queste prestazioni, anzi queste prestazioni molto opache, e è un dato di fatto, ma ripeto, per chi conosce un po' le dinamiche di maturazione dei giocatori, maturazione delle squadre, questo è il processo. Ci piacerebbe avere delle scorciatoie, ci piacerebbe che bastasse dire qualcosa o allenarti un po' più duramente. Abbiamo avuto 6 giorni, abbiamo fatto un allenamento, questo era quello che necessitavamo per recuperare bene fisicamente, ma eravamo lenti in campo, non siamo mai riusciti a dare un'accelerata alla partita. Al di là del calcio giocato veloce da Reino Smith nel primo tempo, ecco, quello forse è stato l'unico episodio in cui abbiamo provato ad accelerare come avremmo voluto. Certe volte se non ne hai, non ne hai. Recuperiamo bene con una vittoria, con 4 punti in tasca, e settimana prossima bisogna entrare in campo e contare 3 vinti. Farei qualche turnover, immagino? Ma non credo perché ho fiducia in questi ragazzi, qualcuno sicuramente, spero di recuperare qualche infortunato di questa settimana, ma il turnover non sarà dovuto alla prestazione, perché ripeto, è il percorso di crescita di questi ragazzi, sarà diciamo più voluto, più pensato sul tipo di partita che dobbiamo giocare lì da loro, che sarà diversa da oggi, perché loro giocheranno in casa, avranno una dinamica diversa, la partita avrà una dinamica diversa, per cui le scelte che farò saranno più per il tipo di partita che speriamo di giocare, più che per la prestazione di oggi. Alla fine io ho fiducia in questi giocatori e ripeto, alla fine abbiamo ottenuto il massimo giocando molto male, per cui no, peggio di così no, però è meglio vincere che perdere, e questo è quello che è successo oggi.